Amici di Arizona TV, siamo in un canale nascosto. Oh, mi sembrava quasi che avesse mangiato. Nascosto, Marghera? Siamo attaccati a Venezia, in un canale detto dei rimorchiatori. Qua passano tutti i rimorchiatori quando vanno a prendere le navi grosse a Venezia. E l'anziano, il signore ragazzo dietro di te? Questo è tanta roba, è il mio amico Massimo Vessalini, io e lui facciamo una coppia perfetta. Considera che della pesca, secondo me, siamo proprio quelli di genio e regolatezza. Quindi ho già capito chi è il genio. Tutti e due abbiamo il genio, ma la nostra caratteristica più importante è la regolatezza, soprattutto nell'interpretare la pesca, no? Sai, ci sono degli schematici, delle persone che sono abbastanza pragmatiche, invece noi siamo l'opposto, completamente l'opposto, ma per fare dei buoni risultati hanno bisogno di questi, Allora non dei pragmatici. Vado da Massimo. Certo. Grazie. Ciao Arizona TV, ciao. Come va? Tutto a posto? Sì, tutto a posto, che siamo a pescare, quindi la cosa meglio di così non poteva andare. Che cosa siamo venuti a pescare? Beh, oggi, come ha detto Teo, siamo qua a Marghera, nel canale dei rimorchiatori, e proviamo di prendere le seppie con questi affaretti qua. Ecco qua. Proviamo di pescare le seppioline, dette anche caramelle del Doge, perché si mangiano un colpo solo. One shot, one kill, un colpo e si mangia la seppia, perché vengono messe 3-4 su uno spiedino, fatta alla griglia, e si mangiano molto bene. Non è il seppie in Relice qua? No, qua è seppie e porta a casa. Infatti siamo attrezzatissimi col famoso contenitore professionale da seppie, come avremo modo di vedere in futuro, perché qua ci sono gli esperti, super esperti. Non sono io l'esperto, gli esperti sono quelli che poi incontriamo più tardi, che vivono qua, cioè vengono tutti i giorni. Okay. Per 3 mesi all'anno vengono tutti i giorni. Che cosa usi? Che tipo di canna, di lenza? Ma qua la pesca è molto soggettiva e personale. Comunque è una pesca fatta con attrezzature molto leggere, ecco, un trecciatino nel mulinello molto sottile, un mulinellino piccolo, canna molto morbida con una vetta sensibile. È quello che faccio io, che cerco di assomigliare a un professionista, perché avendo pescato qualche volta cerco di mettere in pratica, no? Tu sei di Aosta dalla pronuncia? La pronuncia, no, non sono di Aosta, sono di Modena, infatti non prendo i pesci, perché per prenderli qua bisogna essere veneti. È una pesca così, proprio fatta per mangiare, cioè qua si viene, si prende e si mangia, capito? Però è divertente, poi si incontra dei bei personaggi. E adesso la marea, come si vede da là in fondo, no? Manca un sacco di acqua. Il canale, in teoria, secondo gli esperti, crescendo l'acqua dovrebbero entrare più seppie, però lasciamo poi il giudizio alla fine, no? E qua c'è gente che lavora, vedi quello che passa è una barca che parte da Marghera e va a portare qualcosa al Lido di Venezia, no? Perché naturalmente al Lido di Venezia o a Venezia stessa si arriva con la barca a portare bevande, tutto quanto. Diciamo che è un passatempo molto popolare qua, no? Come si vede in terra da qua, queste macchine nere sono tutte seppie catturate, appoggiate, che hanno lasciato il liquido. Qua peschiamo naturalmente sul fondo con un piombo, adesso ti faccio vedere. Questa è una pesca di recupero, si usa questo piombo, cioè io uso questo piombo qua, che è un piombo temolino che viene usato anche nella pesca alle trote, perché il fondo è abbastanza ricco di incagli, ostriche, cozzare, altre
rocce, no? Quindi questo diciamo che striscia bene sul fondo. Poi con un pezzo di fluorocarbon viene montata la tottanarina di prima, no? Vari colori, varie misure e poi c'è l'interpretazione della pesca è singolare. Io adesso sto provando circa a 70-80 cm dal piombo, poi si può pescare anche con attaccata al piombo, un po' più appena un po' più alta, ci sono varie interpretazioni, quindi è una pesca a fondo, è una pesca a striscio in poche parole, no? Questa è la lenza più bassa. Ecco, fagli vedere, Teo ha una lenza più bassa. Questa qui è la lenza diciamo più bassa, dove poi questa pesca qua si può effettuare anche nelle spiagge dove magari approdano le seppie, no? E di conseguenza il piombo striscia sulla sabbia che fa una specie di fumino, no? E vengono attratte dal movimento e poi trovano l'artificiale che simula un pesciolino, perché le seppie si nutrono di pesciolini. Ed ecco in sala giochi, guarda. Ma com'è che Teo non prende niente oggi? Perché telefona, lui è moderno e telefona, c'è come si chiama? Lo smartphone, eccola, guarda là se la vuoi riprendere che sta venendo, guarda, che non sono come Marco che aveva detto che l'aveva presa, guarda, vedi? L'aveva detto e basta, eccola, guarda. E questa qua, signore e signori, la canna del Teo, ha detto che non prendeva questa qua. Ha detto non prende questa canna, gli ho dato la canna da professionisti. Ecco, Gli sputa pure. Il piombo giallo con lo Yuzuri multicolor, guarda. Guarda che bestie che hai preso. Sono soddisfazioni queste, no? Sì. Guarda, tac. Ho preso la seppia. Eccola. Oh, là. E il segreto come hai fatto a pescare la pesca? Mi sono fatto consigliare dal mio amico più esperto di me che mi ha insegnato una montatura migliore. Questa la portiamo via perché lui ha il telefono, tanto andiamo qua. Mi sono fatto insegnare da lui perché essendo di Modena quando non so una cosa la chiedo a uno che lo sa. Amici di Arizona TV, sono arrivato anch'io. Sento qualche cosa, sento una sensazione nella canna. Per adesso il mare non compare niente. Ragazzi, comunque qui tra amici veneti c'è proprio una bella compagnia, è una cosa meravigliosa per fare qualcosa di diverso. Penso che loro si divertano qua tutti i giorni a fare questa pesca, hanno anche molta pazienza e questa qui è la prova Che anche tu sei pescato. Guarda che bella, c'ha gli occhi azzurri, guarda. Questa qui con 2 pisellini stasera. Belle, divertentissimo. Ragazzi, un saluto a tutti. Saluto tutti gli amici, il Vez che ha reso possibile questa splendida giornata, il Marco, il Carlo e laggiù Sergio. Quello della diretta. E un arrivederci a presto. Ecco! Guarda! Oh, sono stato fortunato che non ha cacciato il nero, perché sennò ero proprio lavato.